Un'operazione trasparenza a tutto tondo con l'obbligo di pubblicazione su internet di ogni singola spesa affrontata dai comuni, pena la riduzione dei finanziamenti statali, ma quella che il premier Matteo Renzi ha definito un'autentica rivoluzione attraverso la quale si capirà in tempo reale dove sono gli sprechi e cosa tagliare, secondo alcuni sindaci ha poco di rivoluzionario. La scoperta dell'acqua calda, nel senso che forse la gente ha bisogno di sentirsi dire che i comuni devono mettere online tutte le spese, ma è già da tempo che lo facciamo, che i comuni sono obbligati a farlo. La normativa che regola i bilanci degli enti locali, insomma, pare già molto dettagliata e severa nel caso di infrazioni. Per legge c'è una commissione con i revisori dei conti che devono certificare che quanto abbiamo scritto è corretto. In più, se all'interno di questi bilanci che vengono vistati dalla Corte dei Conti c'è qualcosa che non va, la Corte dei Conti procede con delle verifiche anche tributarie molto gravi e molto importanti. Ma il provvedimento trasparenza annunciato dal Presidente del Consiglio qualche merito ce l'ha, secondo Morena Martini, se si trasformerà in un'ulteriore forma di controllo e pressione nei confronti dei comuni poco virtuosi. I comuni seguono la legge come il mio per esempio finora lo ha fatto, non c'è bisogno di controllare. Il controllo ci deve essere su quei comuni che usano il denaro pubblico in modo improprio e dopo chiedono al governo di rimpinguarlo. L'ultimo caso è stato Roma, ma non dimentichiamo altri casi siciliani e di regioni molto lontane da questa.